Ok, buongiorno. C'è un suono qua. Ok, meglio così. Buongiorno carissimi. Tutto ok? Sì? Ok. Siamo qua per lodare il nostro Dio in questa giornata, in questo periodo di tanta gente in vacanze, ma quanto è prezioso sapere che Dio ha preso cura di noi in qualsiasi momento, prende cura di noi. E tu che sei a casa questa mattina, che tu possa vivere questa esperienza di un culto a Dio, offrire um culto a Dio. E quanto é precioso quando ascoltiamo a mensagem de Dio e pensar em nós. Tante volte pensiamo nelle altre situazioni della storia, mas siamo qua per adorare Dio e che la parola del Signore possa toccare il nostro cuore e avere la potenza di rivelare tutto quello che noi dobbiamo essere trasformati e cambiati. Iniziamo questo culto con preghiera, perché Prima Tessalonicesi 5 lavora con due caratteristiche, due versetti piccoli, di essere sempre gioiosi e non cessate mai di pregare. E quante volte noi perdiamo la gioia perché abbiamo perso l'intimità con Dio. Eu sempre dico, intimità com Dio significa vedere che io sono un grande peccatore. Intimità com Dio significa vedere la grandezza, la santità di Dio e quanto io sono peccatore. E questo mi porta a vivere una dipendenza di Lui. E vedere o quanto grande é Lui e quanto é o seu amor per me, nonostante o quanto Lui è santo, degno e quanto io sono debole. E perciò tante volte noi perdiamo questo senso e la preghiera mi fa vedere Dio come Dio veramente è. Perciò iniziamo questo culto pregando. Che tu possa avere un momento di silenzio adesso, se tu sei qua o se tu sei a casa, che tu possa chiudere i tuoi occhi e pregare e vedere la tua vita. E que possamos fazer uma autoanálise da nossa vida, como nós estamos caminhando com o nosso Dio. E que possamos pregar em questo momento, porque essere sempre gioioso, siate sempre gioiosi, avere l'alegria, la gioia, non è una cosa semplice, perché le circostanze, le situazioni, le tribolazioni che viviamo in questo mondo, tante volte perdiamo la gioia. E noi non possiamo perdere la gioia. Nonostante tutto quello che succede intorno a noi, questa pace di Dio deve portarti a avere la gioia. Preghiamo in questo momento, possiamo stare in silenzio e un parlare con Dio e pensando nella mia vita. Preghiamo. Pregare e parlare com Deus significa esvotare da noi stessi tutta la nostra carne. Quello famoso combattimento che abbiamo dentro di noi stessi, della carne e dello spirito. Pregare significa rivelare davanti a Dio tutte le nostre debolezze, arrivare davanti a Dio e confessare quello che noi siamo, quello che stiamo pensando, vivendo. Aprire o cuore. Pregare significa arrivare davanti a un Dio che è santo, santo, santo. E vedere questa santità. E vedere o quanto peccatore io sono. Perché io non sono degno di stare davanti a un Dio santo. E quando eu prego, eu riconosco o quanto eu sou indegno, ma o quanto Dio mi ama. E vedendo quello che io sono davanti a un Dio santo, santo e santo, eu comincio a percepire o quanto eu devo essere trasformato da questo grande Dio. Como l'Apostolo Pietro davanti a Gesù, quando ha riconosciuto che era Dio, e ha detto che non era degno di stare davanti a Lui. La preghiera mi insegna questo. Perciò quando io prego, io vedo la mia impurità,
le mie debolezze e il mio peccato. Io vedo un Dio santo, santo, santo che mi ama e mi abbraccia. E la gioia ritorna. Perché Dio non mi accusa, si rivela con suo grande amore. Grazie, oh Padre, perché Tu sei qua in mezzo a noi e noi offriamo questo culto a Te. Vogliamo essere totalmente Tuo, Padre. Vogliamo, Padre, essere consacrato a Te in questo culto e sentire la Tua grandezza e il Tuo grande amore. È la nostra offerta, è quello che viviamo oggi qua e davanti a Te. Offriamo, Teu Padre, questo culto con la sincerità di cuore, riconoscendo, Padre, che non meritiamo questa Tua grazia, questo Tuo perdono, questo Tuo amore. Grazie, oh Padre, e questo culto è per Te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? In piedi? Tu já hai dato un abbraccio, un saluto alla persona al tuo fianco, vicino a te? Já hai fatto un sorriso dicendo benvenuto, adoriamo il nostro Dio? Tu já hai fatto questo? E che possiamo iniziare questo culto con questa gioia, insieme, come popolo di Dio, come Chiesa di Dio, in adorazione a Lui. Alleluia, in nome del Signore. E noi siamo riuniti qui questa mattina per lodare il nome del Signore. Amen? Alleluia. E noi possiamo sapere di questo, che l'adorazione, la celebrazione, il ricordo delle misericordie del Signore durante la settimana, della gioia che il Signore ci ha dato, di tutte le cose che il Signore ci ha fatto durante la settimana. E noi nella lode noi celebriamo e ricordiamo tutto ciò. Amen? È per quello che noi siamo qui, per insieme celebrare, adorare il Signore e ricordare ciò che Lui è nelle nostre vite, ciò che Lui fa e che tutto è nel controllo delle sue mani. Amen? Allora possiamo lodare il Signore con gioia e felicità a colui che è degno di ogni lode e di ogni onore. Facciamo con gioia. Amen? Amen. Tutto quello che esiste è tuo, tutto ciò che accade
siamo con le vitamine basse questa mattina. È il caldo. Lodiamo il tuo nome, Signore, perché tu sei degno di ogni lode e di ogni onore. E io ho ascoltato questa settimana una cosa molto interessante, molto importante. Se tu non riesci ad alzare la tua mano e lodare il nome del Signore con gioia e stare insieme alla comunità con gioia, con l'allegria e lodare con forza, con tutto il tuo animo, c'è qualcosa che non va. Tante volte non devi dire queste cose davanti alla Chiesa, ma è una cosa molto importante, perché il Signore ci chiama alla sua adorazione. E se tu sei qui, perché tu sei stato chiamato alla mattina ad alzarti, prepararti, profumarti, no? Magari fare una bella doccia ed arrivare qui. Potevi essere da un'altra parte, ma tu sei qui, nella casa di adorazione, e allora noi gioiamo a colui che è degno di ogni lode e di ogni onore. Amen? Alleluia, il tuo nome, Signore. Alleluia al tuo nome, Padre. E la parola del Signore dice che se io sono collegato alla vite, io darò
Siamo un po' addormentati oggi, no? Allora, la parola del Signore dice che Lui è la vite e noi siamo i tralci. Se noi vogliamo dare frutti, noi dobbiamo essere collegati alla vite, perché noi siamo i tralci, è da noi che vengono i frutti. E io lodo il tuo nome, Signore, perché la tua volontà sia fatta in questa chiesa e che il tuo nome possa essere, Signore, esaltato ogni giorno delle nostre vite, e che tramite la nostra vita, con i frutti, Signore, il tuo nome possa essere esaltato. Amen. Lodiamo il nome del Signore. Come tracce alla vite mi collego a te, io voglio fruttificare. Parlami, oh Spirito, usami, Signore, sono io la casa tua. Come tracce alla vite mi collego a te, io voglio fruttificare. Allora parla alla tua chiesa, Signore. Parlami, oh Spirito, guidami, Signore, sono io la casa tua.
il Signore ha scelto te. Il Signore ha scelto noi. In Geremia 18 Dio dice a Geremia: vai a casa del vasaglio e controlla quello che sta facendo il vasaglio. E lui è andato là dalla finestra, ha visto che il vasaglio stava lavorando il barro, l'argilla, e da lì l'argilla si guastava, si rompeva, e lui prendeva l'acqua e la faceva da capo. E lui osservava questa cosa e il Signore diceva: guarda là, vuoi essere l'argilla in mano al vasaglio? Io sono il vasaglio e tu sei l'argilla. E oggi il Signore ci chiama ad essere l'argilla in mano al vasaglio, a essere lavorati, rotti, costruiti da capo, rifatti. Il Signore osserva le nostre vie, osserva la nostra condotta, osserva le nostre scelte, ma Lui vuole essere nel controllo di tutte le cose. E noi possiamo guardare avanti e dire: Signore, che noi possiamo guardare avanti e dire: Signore, vai tu avanti a me. È questo che il Signore vuole da noi. C'è tutto sbagliato. La vita del cristiano non è rose e fiori. Sono rose e fiori, sì, ma ci sono tanti spini in questi fiori che noi dobbiamo insieme al Signore togliere. Lui ci toglie e ci fa tutto più bello. Lui dice che Dio ti chiama a avere una vita in abbondanza, la vita in abbondanza del Signore Gesù. Cantiamo. Io voglio essere come un vaso nelle tue mani. Canti con me. Io voglio essere curato da te. Cantiamo, chiesa. Dipendente, dipendente. Alleluia, tuo nome, Signore. Io voglio essere come un bambino nelle tue mani. Gloria al tuo nome, Signore. Io voglio essere come un servo, anelo te. Voglio essere dipendente, dipendente dal tuo amore, totalmente tuo, totalmente tuo, totalmente tuo, totalmente tuo, Gesù. Andiamo insieme. Io voglio essere come un vaso nelle tue mani. Voglio essere come un giardino curato da te. Voglio essere dipendente, dipendente dal tuo amore. Voglio essere come un bambino nelle tue mani. Voglio essere come un servo, anelo
Riceve la nostra adorazione, Padre. Riceve, Signore, i nostri cuori aperti per la tua lode e la tua adorazione, Signore, che noi possiamo veramente essere consegnati a te con tutto il nostro essere, Signore, il nostro tempo, il nostro lavoro, Signore, la nostra famiglia possa essere veramente tuo, Signore. In nome di Gesù, amen, amen. Potete sedervi. Tua, quando facciamo questa preghiera totalmente tua, è una dichiarazione al nostro Dio. E se abbiamo fatto la preghiera, Gesù ha detto, ok, io mi fido di queste le tue frasi, le tue parole. E noi stiamo camminando in questo periodo no senso della santificazione della Chiesa, di una santificazione della gente, la santificazione di un popolo. E stiamo camminando in questo periodo che cosa significa essere santo, consacrato al Signore. E ci sono le caratteristiche che stiamo lavorando in questo periodo di agosto, settembre e ottobre, delle aree della nostra vita che dobbiamo cambiare. Scusa, esatto, mi sono dimenticato di una cosa. Un'area che Caio deve cambiare è ricordare che i bambini sotto 11 anni potete andare indietro, che c'è un lavoro per voi là. C'è lo zio Emanuele, lui anche vi darà un gelato oggi, ok? C'era un sorriso, adesso lui non c'è un sorriso. Ok? Bambini sotto 11 anni potete andare, sì. Ok, andiamo a Giovanni. E oggi noi dobbiamo parlare di una chiesa che deve cambiare in certe cose della vita e la chiesa non può pensare no senso di un giudizio, di cominciare a giudicare una chiesa che non manifesta la grazia di Dio e una chiesa che non deve accusare a nessuno. È una chiesa che deve sentire questa grazia di Dio e dare a ogni persona una grande opportunità. Chi non è sbagliato qua? Tutti noi abbiamo sbagliato e siamo ricevuti con le braccia aperte dal nostro Dio che ci ha amato tramite un profondo ravvedimento. Perciò oggi noi vogliamo camminare in questa storia. La Chiesa sarà santa quando una Chiesa accoglie la gente che ha sbagliato. La Chiesa è santificata quando la Chiesa abbraccia quello che hanno sofferto delle accuse, delle sofferenze del peccato. È lì che si manifesta la grazia e l'amore di Dio e è questa che deve essere la Chiesa. E Gesù ci insegna questo. E o texto più classico che io trovo nella Bibbia di questa storia è quale personaggio, qual è la persona che stava vivendo questa storia? Una donna che è stata trovata in adulterio, nel peccato. Aveva sbagliato lei? Sì, ma vediamo un Gesù che agisce in modo diverso di una religione. Giovanni 8, 1-11. Gesù andò al Monte degli Ulivi e all'alba tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui. E dele seduto-se lhe instruiva. Allora gli scribi e farisei condussero una donna colta in adultério e fatela stare in mezzo. Lhe dissero, Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adultério. Or, Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tale donne. Tu, che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuava a interrogarlo, ele si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi, e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzato-se, lhe disse, Donna, dove sono? Nessuno ti condanna? Ela rispose, nessuno, Signore. E Gesù disse? Che cosa disse Gesù? Neppure io ti condanno. Vá e da ora in poi non peccare in più. Nostro Padre, la tua grazia è stupenda, è meravigliosa. Il tuo sguardo d'amore su di noi esiste. È quello che vogliamo, Padre, vivere, camminare e vivere questa mattina, di vivere questo tuo vero e chiaro messaggio di grazia e d'amore.
e che possiamo vivere come Chiesa. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Qual é a grande diferença de Jesus e dei farisei qua? Qual é a grande diferença? Verità? Sincerità? Compassione? L'altra cosa che tu vedi di diverso tra i farisei, tra i religiosi e Gesù. Uno com l'accusa e l'altro com perdono. Quando noi cominciamo a leggere questa storia, da quale parte tu ti senti più partecipe? Quando tu vedi una persona che ha fatto un grande sbaglio, come tu ti senti in quel momento? Da quale parte tu ti senti più vicino? Con l'accusa o con il perdono? Con l'accusa o dare una nuova opportunità? De quale parte tu ti senti? E é interessante que nosso giudizio humano é muito perigoso, porque nós transcuriamo a parola de graça de Deus, transcuriamo soprattutto quello che Dio ha fatto nella nostra vita, e nós cominciamo a indicare le accuse più forti delle quelle persone che hanno sbagliato. Questa donna ha commesso un sbaglio? Sembra di sì. Ma in quel momento Gesù dimostra l'altra cosa molto più importante, è quello che è successo nella nostra storia. C'è qualcuno giusto qua o no? Come era la tua storia? Non serve raccontare, per favore. Ma tutta la nostra storia, siamo stati più vicini a questa donna. In quel momento Gesù ti abbraccia, ti sostiene, ti perdona e ti dice: Caio, neanche io ti condanno, ma va e non peccare più. E quando noi cominciamo a vedere questa storia, ci fa vedere un testo dell'Antico Testamento di Isaia 64,6. Isaia 64,6. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un... Com'è la nostra giustizia? Chi conosce un abito sporco? Come un abito sporco? Tutti quanti passeando come folha, e la nostra iniquità ci porta via come un vento. La Bibbia dice che tutta la nostra giustizia non hanno nessun valore. E tante volte noi cominciamo a inserire questa nostra giustizia davanti a un peccatore. E la gente ha bisogno della grazia di Dio, dell'amore di Dio, e noi viviamo in una società dove la gente accusa e non ti dà più opportunità. Noi viviamo in una società dove la gente è sotto accusa a ogni momento, è sotto condanna a ogni momento, è sotto un giudizio a ogni momento. E eu credo que l'unica organizzazione, l'unico gruppo di persone che posso trasformare una società è la Chiesa di Dio. E questa Chiesa di Dio sei tu, sono io, siamo noi. La gente è disperata. Noi viviamo in un mondo dove la gente inserisce tante parole forti di accusa e che noi non riusciamo neanche a respirare. Quante volte abbiamo ascoltato: tu non sei degno, tu sei un incapace, tu non sei capace. Tu non meriti niente. Qual è l'altra accusa che noi riceviamo ogni giorno? Tu sbagli sempre. Tu sei incompetente. Tu hai già ricevuto questa frase o no? Quante volte viviamo in questa società in questo modo? E la gente ti abbandona, ti ignorano, ti lapidano, ti uccidono. È questa la nostra società. È questo il nostro mondo. La ingiustizia umana, anche la ingiustizia divina, si manifesta in una società che è triste e la gente soffre. Perciò l'unico luogo di guarigione per l'anima della gente dov'è? È nella Chiesa. E Gesù ci insegna questo. È nella Chiesa, è l'unico luogo di sicurezza per noi. È l'unico luogo dove la gente che arriva qua sotto l'accusa del mondo può ancora avere una speranza, un'opportunità e può respirare. È qua in mezzo a noi. Noi non possiamo vivere con questa mentalità. La Chiesa non esiste per giudicare nessuno, è per fare vedere i valori di Cristo, insegnare Cristo, avere lo sguardo di Gesù. Noi siamo qua per trasformare la gente che è in sofferenza. Noi siamo qua per dare una soluzione alla gente che è in sofferenza. Noi siamo qua per manifestare Cristo e per trasformare la gente. Altra cosa non serve essere chiesa se noi non facciamo questo.
Quanti di noi vivevamo nel nostro peccato, nei nostri dolori, nella nostra sofferenza, e qualcuno ti ha abbracciato e ti ha dato una nuova opportunità, e qualcuno ti ha detto: Caio, è Cristo, e è questo Gesù che tu devi credere e accettare nella tua vita. Ravvediti e tu avrai una nuova speranza. Già è successo questo con te? Con me è successo. La mia vita è stata trasformata perché ho trovato na chiesa un gruppo di persone che mi ha amato e mi ha sostenuto fino a oggi. E sicuramente è successo con te, altrimenti non eravate qua. Perciò la Chiesa di Dio, la vera Chiesa, non sto parlando di una denominazione, di una certa denominazione, sto parlando della vera Chiesa di Dio, dove ci sono le persone che amano Dio e dimostrano questo amore di Dio verso la gente che soffre. O prezioso è quando arriva una persona in sofferenza è manifestare un sguardo di opportunità, d'amore e di trasformazione alle persone. Noi siamo qua per dare un sollievo, una aria nuova a questa gente. Viviamo in un mondo dove il suicidio è altissimo, viviamo in un mondo con la gente piena di traumi, viviamo in un mondo dove i psicologi stanno oggi facendo tanti soldi perché la gente è disperata, perché non trovano una speranza. Se c'è una cosa triste per una umanità è quando manca la speranza. E questa storia qua, che cosa noi troviamo? Sono 6 punti importanti. C'era una donna sotto l'accusa che aveva sbagliato. C'era una donna senza speranza. C'era una religione dei religiosi che condannano. C'era una parola religiosa. C'era un Cristo che salva senza giudicare. C'era una parola di Cristo per trasformare questa persona. Sono dei punti che ci sono in questa storia. Perciò il primo punto, c'era una donna sotto accusa. Questa donna aveva commesso di sbagli, questa donna aveva fatto qualcosa di grave. Perciò viveva un mondo di disastro. Tu conosci qualcuno oggi che è simile a questa donna? Dove la gente accusa e ha chiuso le porte per una persona. Tu conosci qualcuno? Io conosco. Tu conosci qualcuno che non c'è più speranza? Io conosco. E è lì che deve entrare la Chiesa di Dio a dare a queste persone una speranza. Sono, come si dice, il diamante più prezioso, quelli che subiscono tante pressioni. Ma sono questi diamanti che si diventano preziosi dopo, perché sotto la pressione manifestano questa grazia di Dio, questo amore di Dio. Dove abbonda il peccato, abbonda la grazia di Dio. Perciò questa donna viveva in una società che c'era tutto questo, di accusa, c'era una ignoranza nella fede anche di questa società e anche di lei. Sono le gente senza opportunità. Noi viviamo con le persone intorno a noi che sbagliano. Ma io non sono qua per giudicare, accusare e rivelare ancora di più gli sbagli di questa gente. Quante volte noi vogliamo ancora chiarire e lasciare gli sbagli ancora più forti. E non è questo la nostra responsabilità, il nostro compito come Chiesa di Dio. Noi siamo qua per dare alla gente una nuova opportunità. Perciò noi non siamo qua per cambiare una persona in una situazione peggiore ancora. Tante volte noi giudichiamo perché lo sbaglio suo è diverso del mio. Perché lo sbaglio suo sembra più scandaloso del mio. Eu sempre dico, vá a casa e ti vede davanti a um specchio e tu vedrai o quanto peccatore tu sei. E quando eu vado davanti no specchio, eu devo vedere o quanto peccatore io sono. Un grande sbaglio che noi facciamo tante volte è sentirsi più santi degli altri. Io non vedo in nessuna base biblica per una persona sentirsi più santa degli altri. Tante volte la gente dice, eu ho una grande intimità con Dio. Intimità con Dio mi fa vedere che io sono un grande peccatore. Intimità con Dio non mi fa sentirmi più santo. Intimità con Dio mi fa sentire peccatore. Perché eu estou davanti a um Dio que é santo, santo, santo. E quando eu estou davanti a um Dio que é santo, 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 e eu vedo ali o quanto piccolo eu sono e peccatore eu sono. E questo modo che eu devo vedere la grandezza di Dio e quanto piccolo eu sono, in quel momento eu comincio a lavorare adesso con le persone che hanno sbagliato per trasformare, per guarire le persone. Questa donna ela sente speranza. E quanto è triste ascoltare la gente quando dicono, pastore, io non ce l'ho più speranza di vita. Questa settimana una persona mi ha inviato un messaggio vocale
dicendo: pastor, ho accettato Gesù nella mia vita, ma ancora io vivo sotto l'accusa della gente sui miei peccati. Perché lei viveva una vita, un disastro nella sua vita. E ha fatto una decisione per Cristo, sta leggendo la parola, sta vivendo la parola del Signore e mi ha chiesto: pastore, aiutami, perché ancora io mi sento sotto accusa, perché pastore ancora eu me sento male, perché ancora la gente vuole ricordarmi di quello che io ero. Meno male che non sono le persone della chiesa, e questa persona abita lontana di qua, e parlando con questa persona ha detto: Dio ti ha perdonato e ti ha purificato. Nel momento que eu confesso i miei peccati a Dio, Dio non soltanto mi perdona, ma anche mi purifica. E è stato molto interessante che l'altro giorno lei mi invia novamente un vocale dicendo: grazie, perché adesso sto mi sentendo novamente pura davanti ao Signore, perché il Signore mi ha perdonato. E questa signora qua, che era in questo momento davanti a un gruppo, era sotto accusa perché non aveva più speranza di vivere. È lì che noi dobbiamo entrare come chiesa. Quanto è triste ascoltare della gente che non riesce neanche a perdonare a se stessa. Quanto è triste vedere la gente che non riesce a vedere una speranza per la sua vita. E è questa la nostra società, e è lì che la nostra chiesa deve intervenire. È lì che la nostra chiesa deve entrare, è lì che la nostra chiesa deve manifestare la grazia di Dio. Tante volte noi trasformiamo la chiesa in un club religioso dove non vogliamo entrare nella storia di quello che soffrono. Noi dobbiamo vedere la sofferenza della gente e lì manifestare questa grazia e questo amore di Dio. Perché tanto suicidi? Perché tanto fantasma di un passato? Perché la gente soffre. La gente sta soffrendo. E noi qua stiamo passivi, in silenzio, o chissà a giudicare questa gente. Quando eu vedo questa storia di questa donna e io guardo questa storia, io comincio a pensare: sarà che io ero più vicino a quelli religioso o io ero più vicino a Cristo? È lì che devo imparare quello che Cristo ha fatto nella mia vita. In quel momento entra un gruppo di religiosi e che cosa loro fanno? Che cosa fanno loro? Un'accusa? Ma prende la donna, che cosa fanno con la donna? Mezzo. Inserisco in mezzo. Volevo in quel momento rialzare il peccato di quella donna in un'accusa profonda. Volevo mettere anche in Gesù in trappola. Ossia, la furbizia di questi religiosi è mettere l'accusa di una povera donna in mezzo per essere lapidata. E Gesù anche mettono Gesù in una trappola. Ma Gesù conosceva le intenzioni del loro cuore e non cade in questa trappola. Quante volte noi rialziamo gli sbagli e i peccati di una persona? Noi non possiamo fare questo. La Chiesa di Dio non esiste per rialzare i peccati degli altri. Noi non stiamo qua per rialzare i peccati. Noi siamo qua per guarire una gente che soffre, una gente che ha vissuto nel peccato. I nostri occhi verso una persona è per guarire. Noi non possiamo vedere una persona come una opportunità di ucciderla. In quel momento lo sguardo di Gesù era di guarigione. Lo sguardo di quello religioso era per lapidare, per ucciderla. Noi non siamo migliori degli altri. Eu sempre uso uma expressão que para mim é preciosa. Nell'ultima cena, Gesù era, che cosa stava facendo con gli apostoli? Ha lavato che cosa? I piedi. Comente a immaginare Gesù lavando i piedi della gente. Gesù era molto più vicino ai piedi per servire che stare a lavare la testa, la faccia di qualcuno, per dimostrare che noi dobbiamo stare ai piedi della gente per servire la gente, per essere umili, per rialzare in quel momento questa grazia di Dio e questo amore di Dio. È questo che Gesù ci insegna. Perciò io non posso vedere una persona con un'opportunità per ucciderla, ma per dare una nuova vita a questa persona. E in quel momento che comincia a entrare la persona di Gesù, e che cosa Gesù fa in quel momento? Che cosa fa Gesù in quel momento quando portano quella donna? Comincia a scrivere per terra. Tu já cominciato a immaginare che cosa Gesù stava scrivendo? Che cosa Gesù poteva scrivere lì?
Poteva scrivere il peccato di ogni persona? Ma in quel momento Gesù comincia a accusare. Gesù comincia a scrivere qualcosa senza senso? Penso di no. Che cosa Gesù poteva estar a scrivere? Il perdono di Dio? Poteva scrivere qualche parola di grazia, di perdono di Dio? Será que Gesù poteva não scrivere, anche come está em Jeremias 17:13, o nome di ogni persona che erano lì? Perché in Jeremias 17:13, dove c'era le persone che abbandonavano a Dio, era scritto per terra il loro nome. Eu não so che cosa Gesù stava scrivendo lì, ma io so che cosa Gesù stava scrivendo. E è interessante che quello scrivere Gesù ha colpito loro. Quando eu vedo Gesù com a sua parola de graça, eu comincio a vedere que lui in quel momento não estava portando delle accuse. Se tu não conosci questo Gesù di grazia, eu vou lhe apresentar-te, perché questo Gesù è un luogo, è una persona per portare la guarigione. E Gesù ti insegna che la Chiesa deve essere un luogo di portare la guarigione alla gente. E la persona più nel peccato è quella persona che noi dobbiamo dare la guarigione più profonda. Quando eu vedo uma pessoa que se sottomette a um intervento quirúrgico fortíssimo e dopo è guarita, nós facciamo che cosa? Glória a Dio, un miracolo. Ma se prende un piccolo raffreddore e noi diciamo, è stata guarita. Quello Gesù prende questa donna che era nel profondo dell'accusa del peccato e comincia a dare a questa donna una novità di vita per una trasformazione di vita. E se tu ti senti una persona sotto accusa, una persona abbandonata, io só posso dirti, o Gesù che noi conosciamo vuole dire a te, c'è una speranza per te, c'è una nuova opportunità per te, c'è una nuova vita per te. Gesù parla qua per aprire gli occhi della gente, che noi possiamo vedere questa grazia di Dio, questo amore di Dio. E può darsi che Gesù stava scrivendo ali questa grazia di Dio in modo che questi religiosi potevano aprire gli occhi spirituali per vedere le cose con gli occhi di Dio. Noi tante volte vogliamo vedere cose con i nostri occhi umani e questo porta alla morte. Ma Gesù poteva stare scrivendo dei messaggi di grazia, messaggi di trasformazione, messaggi di dare speranza a quella donna e un cambiamento di atteggiamento di quel gruppo di religiosi. Se eu estou sotto un'accusa, oppure se eu estou accusando qualcuno, qual è il messaggio che Gesù poteva scrivere per me oggi? Qual è la parola che Gesù poteva dire a te oggi? Una frase, un testo biblico? Qual è la possibilità di speranza che tu possa dare a una persona? Quale? Quando stavo preparando questo messaggio, subito mi sono ricordato di 2 Corinzi 5,17. Se qualcuno è in Cristo è una nuova creatura. E chissà nel momento che questa persona sta parlando del suo peccato, poteva scrivere: se qualcuno è in Cristo è una nuova creatura. Chissà eu stavo scrivendo ali quello testo che abbiamo parlato prima. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto per perdonare e purificare. Chissà eu stava ali, in quel momento, accusando la persona e Gesù comincia a scrivere davanti a me: non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Chissà eu stavo lì a condannare una persona e Gesù comincia a scrivere: eu non sono venuto per uccidere, eu sono venuto per salvare. Chissà eu ero lì, Gesù comincia a ricordarmi di tanti testi biblici che io comincio a vedere questa grazia, questo amore di Dio e Gesù stava scrivendo per me. Quando estou accusando qualcuno, che cosa Gesù scrive per me? Quando eu sono sotto accusa, che cosa Gesù scrive per me? Eu só posso dirvi, questo Gesù mi scrive che Lui mi ama. E se un giorno tu ti senti sotto accusa, questo Gesù si manifesta nella tua vita e comincia a dire a te: io ti amo, mio figlio. Io ti amo, mia figlia. Non dare ascolto a questo, perché la mia parola è autorità. Io só posso dirti: io ti amo. E questo amore di Gesù è questo che cambia la mia storia, la mia vita. E è questo Gesù, è questo incontro con Gesù che stava trasformando la storia di questa donna. E lui non stava rivelando i peccati. Lui stava cercando di trasformare questa persona. Perciò mentre Gesù insegnava a servire, stava insegnando a stare ai piedi della gente, i religiosi dimostravano giudizio. Io non vorrei appartenere a un gruppo di una chiesa di religiosi sotto accusa ogni giorno,
Eu vorrei appartenere a um grupo, a uma igreja de cristiani che mi abbracciano, che mi sostengono, che mi danno speranza, che danno una parola di vá avanti, perché tu sei amato, tu sei prezioso. È questa la Chiesa di Dio? Tu ti senti meglio di qualcuno? Tu ti senti più bravo di qualcuno? Tu ti senti più spirituale di qualcuno? Se tu cominci a sentirti questo, tu non hai capito niente della grazia, del perdono e dell'amore di Gesù. Tu ti senti la persona più debole. Tu ti senti la persona che ha bisogno di misericordia e di grazia. Tu ti senti questa persona che veramente vive la sofferenza. È questa persona che Gesù vuole. È questa persona che Gesù vuole trasformare e guarire. È questa persona che riconosce i suoi sbagli, che riconosce che ha bisogno di grazia, che riconosce che non ce la fai da sola. È questa persona che Gesù vuole. Perciò in quel momento che Gesù si manifesta a questa persona, a questa donna, che non c'era più speranza. Perciò quando eu vedo quella donna, eu só posso dire, in quello luogo, quella persona, ero io. Ero io. Quando eu vedo quella donna, c'era lì Caio. E se eu non riesco a leggere questo testo pensando nella mia persona che era lì, io non riesco a capire questo abbraccio di Gesù. Ero io, o peccatore che ha bisogno di guarigione. Perciò questa compassione, questa misericordia di Dio che ho ricevuto, io devo trasmettere adesso. La parola dice che noi siamo salvi per grazia. E tanta volta noi abbiamo un pensiero nascosto che dice: io sono salvo per merito di essere una persona brava. Io sono salvo per grazia. È la misericordia di Dio che è arrivata a me. È la grazia di Dio che è versata su di me. È questo amore di Dio che è arrivato su di me. Non è merito tuo. Tu sei un peccatore come io. Tu sei un peccatore che ha bisogno di guarigione. E qua comincia adesso a Gesù a dire una frase a quella donna. E Gesù disse a lei: neppure io ti condanno. Neppure io ti condanno. Neppure io ti condanno. Va e da ora in poi non peccare più. Tu já hai ricevuto questa frase di Gesù? Tu já hai visto tutti i tuoi peccati? Tutti i tuoi problemi? E Gesù guarda a te e dice: io non ti condanno. Va e non peccare più. Non continuare in questa vita del peccato. Io non ti condanno. Io ti amo. E è questo Cristo Gesù che cambia il messaggio, che cambia tutta la realtà. Giovanni 3,17. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Io posso dirvi la stessa cosa. Infatti Dio non ha creato la Chiesa per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per Cristo Gesù tramite l'azione della Chiesa in Cristo Gesù per salvare. Noi siamo Chiesa santificata quando stiamo qua per portare il messaggio dell'amore e della grazia di Gesù e non per giudicare nessuno. Questa non è la Chiesa di Dio. La Chiesa non esiste per condannare la gente, ma portare alla gente un ravvedimento, una trasformazione. E è questo messaggio che Cristo ha condiviso in quel momento. E questo è il messaggio che noi dobbiamo condividere alla gente. Qual è il messaggio che tu vivi? È questo messaggio di grazia. Neppure io ti condanno. Vai a non peccare più. Perché tu sei stato adesso liberato di tutte le accuse che ti hanno fatto. Dio ti ama. Se tu non hai avuto una esperienza con Cristo Gesù di liberazione dei tuoi peccati, di guarigione della tua anima, di guarigione dell'accusa contro di te, só posso dirti: perfetti, ti abbraccia questo Gesù che ti ama. Romani 8,1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è più nessuna condanna. Se tu hai ricevuto Cristo nella tua vita, è questa la promessa di Dio. Non c'è condanna per te.
perché adesso la speranza è arrivata, è la speranza dell'eternità. E finiamo con Giovanni 8,12, perché noi abbiamo letto fino a 11, ma è interessante che c'è il 12, che è la continuazione. E qua Gesù si rivela con quello che Lui è. Giovanni 8,12, Gesù parlò loro di nuovo dicendo: è finita la storia con quella donna, ma Gesù continua a parlare. E che cosa dice Lui? Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù finisce questa storia con questa donna. E Lui si rivolge ai Suoi, rivelando che Lui è la luce. E chi segue Gesù non camminerà nelle tenebre, ma nella luce. Quella donna in quel momento ha avuto la grande opportunità della sua vita di abbandonare il peccato e seguire la luce che è Cristo. Tu ce l'hai la grande opportunità della tua vita, uscire dalle accuse contro di te e per fede abbracciare questo Gesù e camminare nella luce. Una delle cose più preziose nella vita è quando noi possiamo camminare nella luce con certezza e con sicurezza e con la protezione di Dio. Perché se non siamo nella luce, le tenebre saranno la nostra compagnia e saremo persi e non sappiamo da dove andare e saremo persi dove stiamo camminando. Gesù è la luce e è questa luce che deve trasformare la tua storia, la tua vita. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. Pensa nella tua vita. Ti senti perdonato, perdonata da Gesù? Tu senti il perdono di Gesù nella tua vita? Lì c'era una persona che aveva sbagliato. Aveva commesso ai nostri occhi un grande sbaglio. E hanno messo questa persona davanti a un gruppo di religiosi per un'accusa. Hanno portato davanti a Gesù per un'accusa. Gesù perdona. Gesù guarisce. Gesù si rivela come luce. Tu ti senti perdonato e guarito da Gesù? O c'è qualche area della tua vita che tu ancora non ti senti bene? Tu hai bisogno di questo perdono di Gesù? Ravvederti dei tuoi peccati e vivere questa grazia. Se tu già hai ricevuto il perdono di Gesù, tu manifesta sempre questa grazia alla gente che è negli sbagli, nei peccati. Tu ti senti perdonato e amato da Gesù? Confessa a Dio adesso i tuoi peccati e chiedi il perdono. E se c'è qualcosa che lo Spirito Santo sta rivelando nel tuo cuore, è il momento di dichiarare a Lui e dire: Gesù, io non sono degno, non sono degna. Io ho bisogno di questa tua grazia. Tu che sei la luce. E confessa a Gesù. Riconosce Lui come l'unico Salvatore della tua vita. E tu puoi pregare in questo modo: Dio, Cristo Gesù, io riconosco che io ho peccato, ho sbagliato, ho vissuto una vita lontana da te.
vivendo la vita con i miei propri propositi. Ma oggi io voglio abbandonare questa storia e ricominciare una vita consacrata a te, nella tua luce. Io consegno la mia vita a te. E per fede io credo in questa tua parola che non ci sarà più condanna su di me. E tutte le accuse che gli uomini faranno già sono state perdonate per Cristo Gesù. Se tu hai fatto questa preghiera, alzando la mano che io vorrei pregare per te. Amen. Amen, Signore. Qualcuno più? Amen, Signore, amen. Amen, Gesù. Grazie, oh Padre, per queste vite. Che loro possano vivere questa liberazione tua, del tuo perdono e della tua grazia. Che loro possano vivere, oh Padre, questa nuova vita in Cristo Gesù. E se tu já hai ricevuto questo Cristo nella tua vita, ma ancora tu hai un atteggiamento molto religioso, di giudizio, di condanna, di accusa, e tu vuoi abbandonare questi stili per vivere una vita di grazia, che tu possa chiedere perdono a Dio in questo momento su questo, e che tu possa dire: Signore, oh Gesù, nonostante che ho ricevuto questo tuo messaggio di grazia e perdono, perché io ero un grande peccatore e oggi eu estou cominciando a giudicare la gente, non ricordando di tutto quello che io ho vissuto della tua grazia. Perdona il mio atteggiamento di accusa, perdona il mio atteggiamento di rialzare gli sbagli degli altri, perché io senza di te non sono niente. Io ho bisogno di questa tua grazia. Invece di vivere un cristianesimo, io vivo più una religiosità. Invece di vivere quello che Cristo mi ha insegnato, io vivo dentro dei miei giudizi umani, come un abito sporco. Anch'io peço perdono a te, Gesù, perché io vorrei vivere questa novità di vita, di compassione e misericordia. Se tu hai fatto questa preghiera, io ti sfido in questo momento a dire basta a una vita religiosa e dire: Gesù, una vita alla integrità come tu mi hai insegnato. Nostro Padre, la tua Chiesa è stata chiamata a vivere questa grazia, a vivere questo amore. La tua Chiesa è stata chiamata, Padre, a manifestare la tua grazia e il tuo amore. E la tua Chiesa piena dello Spirito Santo inserirà, oh Padre, dei valori e concetti che tu hai insegnato. Solo tu, oh Padre. E che noi come Chiesa possiamo addentrare in questo mondo a liberare la gente che vive sotto l'accusa. Che noi come Chiesa, Padre, possiamo vedere ogni persona nel peccato e avere lo stesso sguardo di Gesù di grazia e di perdono. Grazie. Grazie, oh Padre, perché noi stiamo qua per guardare a noi stessi e vedere o quanto siamo stati amati da te, per adesso trasformare la gente col tuo messaggio di liberazione. Misericordia e grazia, Padre, che la tua Chiesa sia la Chiesa cristiana che segue Cristo, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Pode dire alla persona ao teu fianco:
La grazia di Dio è meravigliosa. L'amore di Dio è meraviglioso. Io non vorrei mai giudicarti, io vorrei soltanto amarti. Amém, Chiesa? Che possiamo vivere questo vero messaggio di liberazione. Nós staremo adesso vivendo a esperienza della cena del Signore. È qui la base della liberazione, perché è il Cristo Gesù sulla croce che ha sofferto per noi, che ha morto per noi, che ha dato la vita per noi e ci ha purificato. Tutto questo ha fatto per amore a te. Così in questo momento, se tu hai conosciuto Gesù come Signore e Salvatore della tua vita, è un momento di vivere questa esperienza con te e vive la cena del Signore. La cena è per quelli che credono. Se tu credi in Cristo Gesù, è un momento di vivere questa esperienza. Staremo ascoltando una musica. Tu vuoi cantare, puoi cantare, ma questo momento è di offrire questo momento di adorazione a Lui e vivere questa esperienza con Lui. Mentre staremo cantando, ascoltando, staremo vivendo questa esperienza con la cena del Signore. Le persone che devono venire a aiutarmi, per favore, potete venire? Noi faremo come abbiamo fatto negli altri momenti. Tu possa venire qua, prendere il pane, il calice e dopo potete accomodarvi, ok? E dopo mangeremo e berremo tutti insieme questo pane e il succo della vita. Potete venire adesso a prendere gli elementi della cena. Siamo un momento, tu sei per sempre, tu sei Signore di ogni età. Siamo un vapore, tu sei eterno, amore immenso, regni lassù.
Tutti hanno preso il pane e anche il calice? Se tu vuoi partecipare della cena, è molto speciale per ricordare quello che Cristo ha fatto sulla croce per noi. Tante volte, pastore, non sono battezzato. No. La cena è per quelli che credono. Se tu credi in Cristo Gesù, ce l'hai nella tua vita, è per partecipare della cena. Così prendiamo in questo momento il pane e possiamo ricordare adesso il corpo di Cristo sulla croce, dolore e la sofferenza. E possiamo mangiare questo pane per ricordare un corpo che è stato sofferto per noi. Mangiamo e dopo Marcelo tu puoi ringraziare per noi. Padre Santo, noi ricordiamo questo momento così speciale, così unico nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia, ma più che altro anche di tutta l'umanità, di tutti quelli che credono nella Tua parola tramite il Tuo sacrificio, Signore. Noi siamo grati, così felici, Signore, perché la Tua parola è stata rivelata a noi un giorno, Signore. Padre, insegnaci un giorno a perdonare i nostri fratelli, a perdonare anche a noi stessi, Signore, le nostre mancanze, quello che non abbiamo ancora consegnato, Padre, nel Tuo altare. Insegnaci ad avere un cuore, Signore, di carne, un cuore che riflette, Padre, la Tua bontà, Signore, la Tua grazia a quelli che meritano, Signore, a quelli che sono stati chiamati ad essere perdonati. Benedici il Tuo popolo, benedici, Signore, le nostre vite, nel nome santo di Gesù. Amen, Signore. Amen, Signore. Possiamo prendere il calice e possiamo ricordare il sangue di Cristo Gesù. Tramite un sangue puro, senza peccato, siamo stati perdonati. Tramite il sangue di Cristo Gesù noi possiamo parlare con Dio, possiamo cantare, possiamo vivere questa esperienza, perché siamo stati purificati e possiamo arrivare alla Sua presenza. Possiamo bere in questo momento e ricordare un sangue. Beviamo. Nostro Padre, grazie. Grazie per questo grande amore Tuo. Grazie per questo Gesù che non ci condanna, che ci salva. Grazie per questo Gesù che è rimasto questo periodo in terra senza peccare, in obbedienza al Padre, in amore a noi. Grazie per questo Cristo Gesù che si è diventato l'offerta, il sacrificio, l'agnello perfetto, che ha tolto il peccato del mondo, che ha tolto i miei peccati. Grazie, oh Padre, perché siamo liberi oggi per adorarti, liberi, oh Padre, per vivere per te, perché c'era un sangue puro. E grazie che noi possiamo celebrare questo momento e vivere questa esperienza con te. Ti ringraziamo, Padre, perché questa tua grazia è con noi e sopra noi. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Puoi abbracciare tuo fratello, la tua sorella, e una parola d'amore, una parola dolce a questa persona. E la celebrazione della cena del Signore è ricordare tutto questo che Cristo ha fatto sulla croce per noi. Amém? Possiamo fare questo momento di offerta, di consacrazione, le decime, e cantando la canzone tua, è tutta tua. E perciò che possiamo fare questo momento. Abbiamo qua i maialini, che è l'offerta missionaria, che stiamo inviando per i bambini in Venezuela e anche per le donne vedovi in Siria, è l'offerta. Così facciamo questo con gioia e possiamo fare questo momento di consacrazione al Signore. Possiamo stare in piedi ancora? Possiamo stare in piedi, sì. Cantiamo, offriamo e possiamo gioire con il nostro Dio in questo momento. C'è tanto tempo per stare seduto dopo il pomeriggio, no? Ok. Tutto quello che esiste è tuo.
Ringraziamo per questo momento di offerta, di consacrazione, di lode, di culto a te. E le tue benedizioni, oh Padre, siano con la tua Chiesa, con la tua gente e con il tuo popolo. Che tutti noi possiamo uscire di qua, oh Padre, sotto questa grazia, sotto questo grande amore tuo, sotto questa tua compassione e misericordia. E che possiamo vedere ogni persona con lo stesso sguardo di Gesù per trasformare una gente che soffre. Grazie, oh Padre, la liberazione che abbiamo in Cristo Gesù e siamo liberi per te. Grazie. E la tua benedizione, le tue protezioni siano con la tua Chiesa oggi e sempre. Amém, Senhor. Amém. Potete accomodarvi? Sono un po' di avvisi qua. Non dimenticare, c'è il campeggio dei ragazzi. Já abbiamo quasi 50 ragazzi iscritti, ok? Sarà un bello campeggio, un dei più grandi numeri di presenti, ok? Giovani, adolescenti e preadolescenti. E non dimenticare, amém, di 5 a 10 di settembre. E 4 settembre abbiamo i nostri battesimi, stiamo cercando ancora un luogo dove faremo, stiamo cercando un luogo dove c'è acqua, no? Con la pioggia di oggi aiuta un po', ma sarà 4 di settembre, ok? Abbiamo un bellissimo gruppo, tanta gente, e grazie a Dio per questa grande vittoria che faremo. 4 di settembre, ok? E voi sapete, la chiesa nostra qua, ogni volta che c'è il battesimo, viene là la pioggia, no? Così, quel giorno sicuramente. Lo facciamo prima. Ok, gli altri avvisi, siamo in pausa con gli studi biblici, incontro di preghiera abbiamo, ok, continuiamo domani, martedì, giovedì sono qua come sempre, qua nell'incontro di preghiera alle ore 20, presenziale, ok, va bene, questo penso è l'avviso. Tu che sei con noi oggi la prima, seconda volta oggi, grazie per la tua presenza, che Dio vi benedica tanto e che possa sempre sentire questa grazia e l'amore di Dio. Grazie alla tua presenza con noi. Ciao.